Giornate FAI oggi in tutta la Sicilia, ad Agrigento, tra i vari luoghi, l'apertura alla caserma dei Carabinieri, un punto centrale di riferimento per tutta la città e non solo. Assolutamente sì, speriamo che veniate a trovarci da tutta la provincia. La caserma dei Carabinieri ci apre anche la sua mission nei confronti del mondo dell'ambiente, della tutela del patrimonio storico-artistico, che sono anche le nostre mission, ma siamo anche alla Colimbetra, qui siamo 9-13, 15-18, ma dicevo siamo anche alla Colimbetra e siamo anche con delle passeggiate nell'Agrigento araba, quindi vi invitiamo tutti a partecipare perché libertà è anche partecipazione. Partecipiamo a questi momenti, scambiamo idee anche sul futuro di Agrigento, capitale italiana della cultura. Lo stiamo vedendo tanto coinvolgimento anche di molti giovani, i giovani FAI che fanno da guida, diciamo. Assolutamente sì, sono giornate organizzate al FAI Giovani, ringrazio il leader di Agrigento che è Ruben Russo, ci sono anche le scuole, quindi c'è una partecipazione totale che penso appunto sia un buon viatico per il futuro. Oggi la caserma dei Carabinieri apre alla gente nelle giornate FAI e stiamo vedendo già tanta attenzione e curiosità verso la struttura. Sì, sarà un weekend importante per noi perché ci apriamo ai cittadini, ci apriamo agli studenti che sono in questo momento presenti, c'è una scuola di Palma di Montechiaro, cercheremo di raccontare la nostra attività assieme al FAI che è partner in questa iniziativa. Quindi abbiamo degli stand espositivi che raccontano l'attività di controllo del territorio, l'attività di tutela del patrimonio culturale, l'attività in favore della biodiversità. Cercheremo di parlare ai giovani di cosa facciamo e cercheremo di chiedere anche il loro punto di vista sulla loro idea, sull'idea che hanno della nostra istituzione. Vogliamo che collaborino con noi e ci forniscano il loro punto di vista. L'Armata dei Carabinieri, presidio di legalità sempre in tutto il territorio. Sì, noi abbiamo stazioni carabinieri per ogni comune della provincia di Agrigento, abbiamo questa capillarità che ci permette di essere più vicini anche alle comunità più piccole. Pensiamo che sia un punto di forza e proprio un'iniziativa del genere va a rafforzare e a sottolineare questo rapporto con le comunità. Il FAI Giovani oggi presente in maniera attiva e fattiva alle giornate FAI. Sì, siamo oggi qui alla caserma dei Carabinieri Biagio Pistone, saremo pomeriggio in zona Rabato col percorso Kerkend sull'Agrigento araba. Siamo contentissimi di queste due aperture perché una comunque mostra quello che è un palazzo storico, poi è diventato comunque sede di una delle autorità che aiuta il nostro territorio, e poi una passeggiata che ci mostrerà le nostre origini, da dove veniamo e soprattutto da dove vengono alcuni nostri aspetti culturali e quello che rimane oggi di questo. Allora, oggi innanzitutto inizieremo con una guida lungo il Rabato, che è un quartiere che è oggettivamente quasi del tutto disabitato, per cui vorremmo aprire ai cittadini anche la possibilità di riscoprire quello che era il loro passato, in quanto è stato abitato fino alla frana del 1966 ed è un bellissimo percorso, vi consiglio di unirvi a noi. Ecco, cosa consigli, diciamo, a chi non conosce le zone oggi di approfittare di questa giornata? Sì, vi consiglio di approfittare perché le traversine del Rabato sono molto strette, diciamo bisogna conoscerle, ecco, per non perdersi, e io e Ruben ci siamo persi tantissimo prima di riuscire a creare un percorso, e quindi vi invito a unirvi a noi così da poter apprezzare anche quelle che sono insomma, le vie del quartiere del Rabato e del centro storico in generale, che sono molto interessanti e raccontano una storia che purtroppo oggi è un po' dimenticata.